Care aquile, bentornate, ci troviamo oggi sul Tagliamento, questo nostro grande patrimonio non solo friulano ma anche mondiale. Oggi capiremo come valorizzarlo, come difenderlo soprattutto assieme al Comitato Pro Tagliamento in UNESCO e assieme al suo presidente Christian Fior. Buona visione! Ciao Christian, e dunque siamo qui, diciamo con il tagliamento sullo sfondo. Tu sei qui in qualità di presidente di un comitato che è sorto non tanto di recente, ma insomma da qualche mese, qualche anno forse probabilmente che esiste. E intanto, perché questo comitato nasce? Cosa vogliono fare? Cosa la regione soprattutto vuole attuare su queste sponde così belle e così naturalistiche? Allora, il comitato è nato per salvaguardare soprattutto il tagliamento, sia come bellezza naturale, sia come posto turistico, sia come microclima, che ricordiamo che ci sono i prosciuttifici San Daniele che grazie al flusso dell'aria riesce a maturare, come si può dire, il prosciutto, a renderlo fra i migliori d'Italia e d'Europa. Vogliono costruire varie opere che noi ci stiamo opponendo piano piano, purtroppo ci servirà la mano di tutti. Dall'inizio vorrebbero fare un laminatoio qua sotto che funzionerebbe come diga per bloccare il flusso quando c'è troppa acqua che arrivi piene giù alla Tisana. E noi come comitato abbiamo già proposto sia alla regione che ai vari enti una soluzione che lo so che non è onerosa, perché purtroppo in Italia se una roba non costa non la fa nessuno, però potrebbe salvare effettivamente tutto il nostro bel fiume che ci invidiano mezza Europa, se non anche il mondo, penso ormai, perché noi stiamo puntando qualcosa di grande, noi lo vogliamo far diventare UNESCO, patrimonio universale, a confronto della regione che vuole fare diventare MAB. MAB va bene fino a un certo punto, perché si salvaguardia certe piante, strutture del territorio, poi allo stesso tempo ci sono delle scappatoie per costruire quello che noi non vogliamo avere dentro il tagliamento. Quindi giustamente il comitato che si chiama, ricordiamolo, Pro Tagliamento in UNESCO appunto è perché un fiume simile altro non potrebbe trovarsi che iscritto, diciamo così, in un ambiente che è solamente l'UNESCO che può difenderlo. Difatti nel vostro comitato c'è anche un referente che fa direttamente capo a UNESCO. Sì, noi abbiamo un comitato abbastanza vario, per fortuna, e misto, nel senso che abbiamo gente che lavora già nell'UNESCO, abbiamo persone che lavorano anche nell'ambito della Chiesa, per la verità, abbiamo un avvocato, abbiamo un consulente tecnico che ci segue quello che facciamo, abbiamo un referente stampa che ci divulga tutto quello che proponiamo nei vari siti e soprattutto nelle nostre pagine web. Cosa si può dire? Ricordiamo che il tagliamento è già una parte, dell'UNESCO, perché nasce nei Dolomiti, per cui la parte iniziale è già protetta. A noi adesso interessa proteggere tutto il resto, perché è peccato per il futuro, per i nostri giovani, che un domani noi arriviamo qua e magari ci troviamo una diga che non ci fa vedere oltre. È una cosa molto riprovevole, che io spero che la regione, non dico che metta mano sul portafoglio, ma almeno nel cuore, che ci aiuti, che ci dia una mano per questo sogno che vogliamo realizzare. Ci vorrà del tempo. Ricordiamoci che per noi il tagliamento è come l'Eldorado, è il nostro, il nostro oro liquido, perché il futuro del mondo si sa già che è l'acqua, e l'acqua è oro per noi, pertanto non vorremmo che venga deturbato da varie costruzioni, attività che vogliono insediare dentro il nostro re qua dietro. Ma
grazie al vostro comitato naturalmente che farà di tutto per tutelare e proteggere questo fiume, questo ambiente paradisiaco. Il ringraziamento va da parte di tutti, so che voi avete anche bisogno della mano di tutti, quindi vuoi magari lanciare un appello perché le persone si avvicinano a voi, magari dando anche dei riferimenti web piuttosto che mail o altro? Ma guarda, noi come comitato, non essendo politico, non siamo un comitato anapolitico, per cui non siamo né di destra né di sinistra e né di centro. Noi tutti quelli che vogliono aiutarci, ben venga, non per apparire, ma proprio per aiutarci. Per portare alla pratica una mano, insomma. Una grande mano, logicamente, come si sa, c'è bisogno anche di soldi. Purtroppo il mondo va avanti così. A noi ci servono soldi, ci servono soci soprattutto, ma soci che ci fanno crescere, nel senso che ci portino novità dentro nel comitato. Logicamente noi valutiamo tutto, da un bambino che disegna il fiume a un grande tecnico che ci dice cosa possiamo e cosa non possiamo fare per salvaguardare tutto. Anche delle alternative a questa famosa diga, insomma. Alternative a questa famosa diga che ci sono già, e soprattutto anche a cercare di evitare la cimpello zoppo, che ricordiamo che noi sì, abbiamo il tagliamento qua dietro, però abbiamo anche l'Arzino, che è un'altra parte del nostro Friuli che va salvaguardata. Se iniziano a fare la cimpello zoppo verrà devastato tutto. Non c'è solo quello che magari la gente non sa, noi puntiamo anche ad aiutare San Vito al tagliamento, per il fatto che la Kronospar vuole fare un mega inceneritore, ma oltre a quello, andando sempre più in giù sul nostro tagliamento, alla Tisanotta vogliono costruire la ferrovia diciamo sopraelevata, che entrerebbe dentro il punto più bello del tagliamento, anche là che è una zona blu, con 50 pilastri e sorvolando tutto l'intero caseggiato, obbligando a vendere le case sotto prezzo, fra virgolette, per demolirle, per fare questo ampliamento qua. E infine, in fondo, abbiamo anche Lignano, che è una bellissima zona, è un'area verde che adesso vogliono costruire anche lì. Hanno calcolato già che distruggeranno 10.000 ettari di roba naturale. Di verde, che è peccato. Noi come tagliamento puntiamo sì su salvaguardare il tagliamento, però anche sulla cultura, sulla storia, sul turismo che può portare questo fiume qua, che non è ancora valorizzato al massimo. Io spero che chi ci segua ha voglia di entrare con noi, far parte di noi, per far diventare un sogno realtà. Avete anche un sito voi, Christian? Sì, abbiamo un sito che si chiama Pro Tagliamento in UNESCO, dove si possono trovare tutti i dati relativi a quello che facciamo, soprattutto anche le sedute che facciamo vengono tutte, diciamo, messe a disposizione alla gente che ci vuole seguire, aiutare. Abbiamo, diciamo, tutti i dati relativi alle quote, tutti si può dire all'email che si può fare, perché noi lavoriamo anche tanto con email. Logicamente chi non ci conosce magari preferisce magari dare un'email, così noi rispondiamo e possiamo avere una collaborazione stretta. E l'email sarebbe comitato.tagliamento@gmail.com, e abbiamo anche il numero del presidente, che lo seguo io, di telefonino è 371 339 4359. Se non rispondo subito, perché come si sa la gente deve lavorare per vivere, però appena con momento cerco di rispondere a tutti il prima possibile. E quindi comitato pro tagliamento in UNESCO, non solo per la diga, ma per difendere questo patrimonio da tutti gli altri scempi che si vorrebbero comunque attuare. E rivolgendoci alla regione, al nostro governo regionale, ascoltiamo questo comitato come tutti gli altri, ascoltiamo le alternative proposte. Non potete permettervi di mettere mano su questo patrimonio. Questo patrimonio appartiene a voi, come a noi e come a tutto il Friuli e il mondo.
quindi ascoltiamoli. Cristian, io ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo, brevissimo, perché comunque le attività sicuramente proseguono, è sempre in incessanti, evoluzione, voi siete sempre sul pezzo, mi raccomando, e in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.